tua radio. Va ora in onda Potere al Popolo. Ragazzi, aspetta, tiro su le maniche, aspetta, c'è qualcuno da picchiare? Picchia, no, che cosa picchia? Il tavolo picchio, nel senso figurato. Ma dai, guardale lì. Chi ci guarda in radiovisione, abbiamo ancora negli occhi le bellissime immagini di Pontida domenica scorsa, il grande raduno della Lega, signori, centinaia di persone che ci sono venute a salutare, che ci hanno dato una mano economicamente mettendo le 5 euro, a volte anche le 50 euro nel bocciolone, portandosi a casa un ricordo di Radio Libertà, un orologio, un portachiavi, un paio di mutandine. Quelle non le abbiamo fatte, ma giuro la prossima volta le facciamo, anche mutandoni extra large per noi uomini, ma mutandine con scritto Libertà. Niente male, no, che poi il Grimoldi mi prende subito, Marco Grimoldi, quello dei gadget, mi prende in parola. Buongiorno, Sammy Varin e Potere al Popolo, certo. Ancora per un po' ci sono a quest'ora, poi ricordiamo il nostro palinsesto dalla prossima settimana. Picciu avrà una perturbazione positiva. Prevedo e stravedo, non vedo niente, ho questi occhiali, mi sembra di essere il cieco di Sorrento, però certo i mega direttori di Radio Libertà mi hanno promesso cambiamenti molto interessanti per il sottoscritto Sammy Varin, ma anche per tutti i colleghi. Di conseguenza dovete stare lì ad ascoltare, chiaro, ascolta che ti passa. Intanto, certo, la nostra controinformazione anche oggi controbilancerà quella degli altri canali, che ne sparano di tutti i colori anche quest'oggi, santa polenta. Oggi Repubblica si lamenta perché il nostro ministro della cultura parla troppo difficile. Cioè, ma scusa, ma con San Giuliano ci avete fatto un culo quadro che non era capace, che era ignorante, che sbagliava a parlare, eccetera. Adesso questo parla troppo difficile. I ben pensanti e acculturati di sinistra non capiscono che cosa dice. Fatemi stare zitto, per favore, zitti, come dicevano prima gli amici, esatto, silenzio assoluto, si trasmette musica indipendente, certo, poi ci farà un saluto perché c'ho la sua voce pronta, ma prima la canzone, si chiama Igor Nogarotto, un cantautore che seguiamo da qualche anno, per ricordare il grandissimo Franco Battiato ha fatto un intero album, questa canzone originalissima, si intitola Nel limite dell'impossibile.
Urca ragazzi, che pezzo! Avete sentito? Igor Nogarotto, Nel limite dell'impossibile, il suo nuovo album uscito da poco, ma ci abbiamo anche un saluto. Senti, sul cursore, sul cursore. Ciao a tutti gli amici di Radio Libertà, sono il cantautore Igor Nogarotto. Il 21 settembre di quest'anno è uscito il mio nuovo album, La voce del servo, esattamente 43 anni dopo il capolavoro del maestro Franco Battiato, La voce del padrone, che ascoltai, pensate, proprio il 21 settembre 1981 su nastro, su cassetta. Me lo fece conoscere mia madre. Da allora Battiato è il mio mentore, è colui che mi ha fatto vivere la musica, mi ha trasmesso l'urgenza di comunicare la mia intimità attraverso la creatività, attraverso la musica, e ho voluto tributargli questo album proprio per ringraziarlo di avermi dato il dono della musica. Ora vi faccio ascoltare il mio primo singolo estratto dall'album, si chiama Nel limite dell'impossibile ed è uno sprone a superare quel limite che spesso pensiamo sia invalicabile, ma se ci crediamo davvero ce la possiamo fare e andare al di là del nostro limite dell'impossibile. Fosse facile Igor Nogarotto, però ci proviamo e devo dire la tua canzone rende e rende anche il video, quasi 110.000 visualizzazioni in 3 mesi, quindi sta andando alla stragrande. Cercate sugli store digitali e su YouTube Igor Nogarotto, Nel limite dell'impossibile. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Uomini delle colonie padane, il buon dì, il buon pomeriggio, il buon mattino, perché vado in replica ancora, la mattina presto, 5:30, 7:30 ragazzi, e il buongiorno arriva dal Varin, certo, si sente dal Varin, ma si sente anche dalle vostre voci, già, perché ho aperto le linee allo 0292947222 e ai WhatsApp 340 6709 659. Più tardi avremo degli ospiti importanti con i quali discuteremo di territorio. Nel focus Emilia Romagna, Lorenzo Garagnani, candidato della Lega per le prossime elezioni regionali. Per il focus Lombardia, il grandissimo Alessandro Verri, capogruppo della Lega al Comune di Milano e coordinatore Lega Giovani Lombardia, ma poi c'è anche uno scrittore che ci insegnerà a conquistare salute, energia e longevità. Prima però le vostre voci. Sono curioso di tastare il vostro polso. Sentiamo di che umore siete quest'oggi. Pronto? Pronto Mimmo? Mimmo! Come stai? Va benino, grazie. Lì com'è? Qui è tranquillo proprio. Qua a noi quelle poche volte che piove solo di notte, di giorno mai. Fortunati. Sì, vabbè, ci sta andando all'amore davvero. Detto questo, io volevo con te dire due cose sul nostro carissimo Presidente della Repubblica, che non ne sta azzeccando una che sia una. Nel momento in cui lui nei 100 anni della radio parla di pluralismo e che bisogna tenere assolutamente che noi siamo, ma di cosa parla? Nel momento in cui ci sa, primo, lui dall'editto bulgaro del 2000 ci sono un migliaio di giornalisti che non possono accedere alla RAI. Nessun canale, e tutti quelli del Fatto Quotidiano, ma sicuramente non ci sono le condizioni perché c'è pluralismo, tant'è vero che siamo nel 70° posto al mondo, oltre il 70° per libertà di informazione. Quindi l'informazione non c'è, io mi aggrappo da Varin e parlo con lui. E l'altra cosa che ha fatto, il Presidente della Repubblica è capo della magistratura. Quando uno viene condannato in Cassazione definitiva e va a fare i servizi sociali, tu non ci puoi andare a Milano ai funerali e neppure puoi permettere che si innesti un aeroporto. Quello è un pregiudicato e tu hai preso a schiaffo la magistratura che tu comandi. Questi sono fatti non di Mimbo, sono che gli italiani guardano con attenzione. Mattarella, prima di farti scrivere queste cose, tu le devi pensare, perché non è possibile andare ai funerali di un pregiudicato. Non sta né in cielo e né in terra. Hai preso a schiaffi la magistratura che lo ha condannato.
sono fatti non di Mimmo, ma che sono avvenuti. E quindi, caro Mattarella, le stai combinando di tutti i colori. Grazie. Grazie, grazie. È sempre da pensare, quando entrano in onda i nostri ascoltatori ci danno sempre qualche suggestione in più. Intanto la tassa su Superbonus, certo, è molto 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 contrastata, anche se non esiste, però tutti, la tassa sul Superbonus. Semplicemente chi ha utilizzato il Superbonus 110% per rifarsi la casa pagando coi nostri soldi, dovrà aggiornare la rendita catastale, ma non è una idea di Giorgetti di oggi, era già scritto, però ti immagini, solo il fatto che Giorgetti l'abbia ricordato, rendite catastali dopo il Superbonus, ecco quando scatta l'aumento e quali sono i controlli e le sanzioni. Semplicemente Giorgetti ha detto bisognerà controllare certamente la rendita catastale, niente di più. Però vediamo cosa scrivono i nostri ascoltatori. Le rendite catastali di chi ha fatto il 110% per ristrutturare la casa e aumentarne così il valore, giusto, ne hanno usufruito anche con i soldi di tutti gli italiani che pagano le tasse. Ricordiamoci che non hanno pagato nulla per far aumentare il valore della propria abitazione. L'intento era buono per dire siamo più green, rispettiamo le regole europee, però è vero, non hanno pagato niente, anzi gliene abbiamo dati in più. Quindi giusto l'aumento delle rendite per me, scrive un ascoltatore. Se non aumentano le rendite a chi ha fatto la nuova casa, allora devono abbassare le mie che sono vecchie, e invece noi non avremo abbassate le rendite, anzi faremo molta più fatica a vendere la nostra casa che non ha il cappotto nuovo. Questo è uno degli argomenti di discussione di quest'oggi allo 0292947222, ma ce ne sarà un altro nelle prossime ore, ve lo lancio già, perché questa mattina ha parlato a Strasburgo Orban e ha attaccato la Salis, e anche la Salis ha parlato, sì. Cosa ha detto alla Salis? Picchiava la gente per strada, assurdo che parli di diritti. Applausi e fischi per il premier Orban, ungherese che conoscete bene perché l'abbiamo visto a Pontida e qualcuno ci ha fatto anche la foto insieme. Le frasi contro i migranti. Al termine del discorso alcuni eurodeputati del gruppo del Left hanno cantato Bella ciao in segno di protesta. No! Dammi la pasta asciutta antifascista. Dov'è? La vado a prendere subito. Aspetta. Vado a prendere. Eccola qua. Scusate, siamo in radiovisione, eccola qua, la pasta asciutta antifascista, un po' come quando vedi i vampiri, no? Prendi l'aglio, ecco, la pasta asciutta anticomunista, anziché sei fascista, sei tu fascista, sono io fascista, via comunisti, via, che mangiata di pasta asciutta anticomunista che ho fatto ieri, veramente, complimenti a Orban e complimenti anche alla Salis, signori, stanno salendo, come sì, prima la notizia era in fondo, adesso sta salendo e vedrete questa sera che casino che si farà, perché Orban, dopo essere stato a Pontida, è intervenuto a Strasburgo, d'altronde toccava a lui parlare, e ne ha dette di tutti i colori alla Salis, che aveva messo in gattabuia, e grazie al vostro voto, cari amici, sì, un po' di centri sociali, un po' perché non avete voglia di rispettare le nostre leggi, diciamo così. È bello, uno si ribella alle leggi, no? È come uno che parcheggia male e prende la multa e si ribella. No, non la pago, ma ci sono dei metodi anche più democratici per ribellarsi, Fammi prendere un'altra chiamata, io intanto mangio la pasta anticomunista. Gnam gnam gnam. Pronto? Pronto? Quella... Speriamo che sia il ragù di quello buono, insomma. Anche quello è anticomunista, sì. No, prima una considerazione. Io volevo ricordare a tutti quelli che dicono che in Ungheria c'è la dittatura c'è stata per 40 anni ed era quella comunista. Oggi l'Ungheria è una nazione molto civile, avanzata, va bene? Dove praticamente la democrazia è garantita. Guarda, è tornato Sammy, un mio amico 2 anni fa dall'Ungheria, e ti posso garantire che ci sono giornali di tutti i tipi, dell'opposizione. Quando lui c'era, ha assistito a ben 3 manifestazioni contro il governo.
praticamente poi c'è una bella vita notturna, bella gioventù, tanta gnocca, c'è libertà di costumi, non c'è una cappa plumbea fascista e cose varie. Tu guarda, vai a Budapest, è una città che vive fino alle 4 del mattino, solo per dirti questo, per dirti com'è oggi l'Ungheria e che cappa plumbea che c'era 40-50 anni fa quando c'erano loro, quella sì vera dittatura comunista. Poi un'altra cosa, io, caro Sammy, mi definisco con uno stimolo e poi non è tanto un socialista di destra. Praticamente io penso che a questo punto c'ha ragione Giorgetti, chi ha di più a chi ha guadagnato di più, chi ha milioni di euro, è giusto che dia il suo contributo senza nessuna patrimoniale, però per me è giusto eticamente e moralmente, visto che abbiamo questo debito enorme e che non ha fatto questo governo di centrodestra, chi ha di più deve dare un contributo. Penso che sia proprio eticamente possibile, eticamente giusto. Ecco, questo ti volevo dire sia sull'Ungheria che su Giorgetti, che per me ha ampiamente ragione. Scusami, io sono fatto così. Sono per la socialità, ciao. Ma che, anzi, è un invito a tutti voi che ci state ascoltando, magari che ci avete scoperto da poco sul canale 252 del televisore o sulla banda DAB o sul sito radiolibertà.net. Provate anche voi l'emozione. Sì, la telefonata è libera, è gratuita, ma soprattutto non è che vi richiamiamo dopo ore. No, subito al volo, in diretta. Fate la prova. Chiamate adesso 0292 94 7222 oppure inviate un messaggio WhatsApp se volete che lo legga al volo al 340 67 09 659. Secondo me il cappotto farà la fine dei banchi a rotelle, scrive quest'altro. Chi l'ha fatto ha un'umidità sui muri che non respirano, peggio di prima, che probabilmente non avevano neppure. Finirà che le case vecchie avranno più valore di quelle nuove. E questa è una previsione un po' alla Maga Magò, però è vero, è sta cosa che c'è più umidità perché sei chiuso proprio perfettamente, però magari in questi giorni che abbiamo dovuto accendere in anticipo i caloriferi, uno che ha il cappotto nella casa e non ha acceso i caloriferi, è un risparmio. Fatto sta, fuori i soldi, voi che avete la casa nuova pagata da tutti noi italiani dovrete aggiornare il valore catastale, ma ribadisco e discoriba, non è una novità, era normale, era già scritto prima. È chiaro che sono soldi che servono a questa povera Italia, così come anche voi che consumate tante sigarette cominciate a contarle, perché insomma c'è questa cosa di aumentare di 5 euro il costo del pacchetto, che è bella tosta, mi pare, e pare che siano d'accordo in tanti. Fatemi sapere qualcosa. Intanto toppatevi le orecchie perché è in arrivo l'urlatore. Pronto? Eccolo! Ciao Sammy, sei un gigante grandissimo. Guarda, sai che io dico sempre poche parole, lascio che tutti intervengano, che parlino, parlate, entrate, dite la vostra. Dovete stare con la Lega, con Salvini, e allora da nord a sud cambiamo questo paese tutti insieme. Grazie caro, assolutamente sì, tutti con Salvini, con la Lega, con Vannacci e grazie soprattutto, stanno arrivando soldi, signori. Ieri ho lanciato la campagna, una sottoscrizione per comprare le scarpe nuove ai giornalisti di sinistra che se ne sono rovinate nel fango di Pontida. Ragazzi, non ci crederete, ma c'è gente che ci sta portando dei soldi per aiutare questi poveri giornalisti, chiaramente ben pensanti al caviale, già ricchi di par loro, ma che si sono lamentati perché a Pontida domenica c'era troppo fango e quindi si sono insozzati le loro scarpe, che comunque vi ricompreremo molto volentieri, nonostante certo il cazzullo di turno dice che Pontida è stata una collezione di mostri di fantoziana memoria. Cazzullo. Pontida, una collezione di mostri di fantoziana memoria.
sarai bello tu, caro Cazzullo, mio fratello gemello, siamo un po' tutti modello Rizzo, che amiamo tantissimo, almeno io, signori. Rizzo, il testacoda di Rizzo, l'invettiva scorretta dell'ex leader comunista. Vogliono imporci i gusti sessuali delle minoranze. Bravo Rizzo, ma perché non entri in Lega, Rizzo? Dai, entra in Lega. E il video che dice mi piace la gnocca, ma è stupendo, ragazzi. Cioè, capite che questo rischia veramente di diventare il prossimo presidente del Consiglio. Mi piace la gnocca e non mi dovete rompere le balle. Cioè, questo è meglio di me, meglio di Cruciani, ma non è pensabile assolutamente lasciarlo libero così, libero nel senso, non capite male, senza un particolare compenso politico. Tira sul cursore, fammi ascoltare Rizzo, lo amo, sono innamorato di Rizzo. Sì, io sì. ho letto, studiato, vi consiglio di leggerlo, Engels, proprietà privata e famiglia come cellula fondamentale della società borghese. Sì, 150 anni fa, sì, ma oggi la famiglia è un presidio di stato sociale. Se non ci fosse la famiglia in Italia ci sarebbero 11 milioni di poveri in più, e questi signori della grande finanza, delle multinazionali, vogliono che ci sia una povertà diffusa, una Macedonia, uno sbriciolamento, vogliono milioni di africani qua per abbattere i diritti dei lavoratori autoctoni, per abbattere i salari, per costruire un esercito industriale di riserva, diceva Marx. E noi dobbiamo dire che l'Africa va riservata agli africani. Questa vicenda del politicamente corretto ci snatura. Hanno trasformato i diritti sociali in diritti civili. Non che i diritti civili non siano importanti, ci mancherebbe, ma li hanno sostituiti. Ma voi pensate alla forza anche plastica dell'immagine. Io sono figlio di quell'epoca lì, ma quell'epoca lì potrebbe essere modernissima, attualissima. La sinistra cos'era nel 1980? Era Berlinguer ai cancelli della Fiat. Oggi la sinistra è la Schlein sul carro del Gay Pride che balla. Ma per citare film, pensate al politicamente corretto, un capolavoro come quello di Monicelli, amici miei, oggi non si potrebbe fare, nemmeno vedere. È incredibile. Ma io adesso mi permetto anche di dire cose un po' così ruvide, ma la nostra epoca, tutti i grandi cantanti, Boy George, Freddie Mercury, Elton John, ma nessuno di noi andava a vedere. Quello che è insopportabile è che dei gusti sessuali di una minoranza debbano costruire una sorta di obbligo per una maggioranza. Mi piace la gnocca, posso dirlo? E non mi dovete rompere le palle. Grandissimo, È chiaro? io lo amo, Marco Rizzo, la sinistra di Marco Rizzo, io lo invito a mangiare in mia compagnia un bel piatto di pasta anticomunista. Rizzo, ti aspetto in Bellerio, vieni qui nella sede della Lega e di Radio Libertà, ragazzi miei, unisciti a noi che non ti caga nessuno, così non ti vota nessuno, Dio mio, lo so, è dura. Ti devi unire a Sammy Varin a Radio Libertà. Vieni qua come ospite fisso nella mia trasmissione. In rassegna stampa, se condurrò la rassegna stampa, un programma a caso che mi è venuto in mente così, io voglio Rizzo, Marco Rizzo di fianco, che mi faccia da contraltare. Santa polenta, succede questo ed altro, signori, ma il bello, ragazzi, di questa trasmissione è proprio che siamo qua a guardarci negli occhi, a dire dai, cosa pensi? Dimmi il tuo parere, e ne arrivano di tutti e soprattutto di quei pareri che non ti aspetti, davvero, sono le cose. Fammi leggere 2 o 3 appuntamenti da non scordare, Sammy, mi spiace ammetterlo, Rizzo dice cose che l'italico Salvini da quando è diventato un italico non dice più, ma come no, le dice come, ragazzi, le dice come. Il problema è che ci sono tante altre cose
cos'altro? Non è che puoi dire solo queste cose, devi dirne anche altre perché sei al governo, hai una responsabilità gigantesca in mano e non possiamo dire soltanto mi piace la gnocca, sai com'è? Questo lo può dire Rizzo e anche Sammy Varin. Un appuntamento da non scordare, importante, perché so che vi piace, ha avuto un successo incredibile a Pontida e Salvini ha giocato bene le carte degli ospiti che ha invitato. Mercoledì prossimo, 16 ottobre, arriva Roberto Vannacci in Liguria. Come ben sapete si avvicinano le elezioni in Liguria, ragazzi, dobbiamo fare un tifo della miseria. 27-28 ottobre vince il centrodestra, Bucci è in vantaggio. Non dovevo dirlo. Sta vincendo ancora la sinistra, c'è sempre la sinistra, sì, la sinistra al campo largo che non c'è, sta andando alla grande, e allora arriva quello sfigato di Roberto Vannacci in Liguria, visto che stiamo perdendo. Mercoledì 16 ottobre alle 20:30, vota Lega, a Sarzana arriva Roberto Vannacci, ore 20:30, Hotel Santa Caterina Sala Leonardi, con Stefania Pucciarelli e chiaramente con tutti voi che fate il tifo per Bucci presidente, che è proprio in vantaggio. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Bella, bella, bella questa nuova canzone per Neidia. La stiamo seguendo da qualche annetto, anche perché ha una particolarità, è una cantautrice italo-egiziana. Quest'ultima canzone si intitola Medio Oriente e devo dire fa pensare. Lei pensa, prega, parla, canta cose simili e diverse dalle nostre. E la domanda certo che Sammy Varin si fa è: riusciremo ad arricchirci con queste culture senza dimenticare la nostra? Complimenti a Neidia, Medio Oriente, autore, podcaster. Oh ragazzi, ce ne ha di tutti il prossimo ospite, cioè questo mi devo alzare in piedi. Prima però c'è il WhatsApp di Luca da Bologna: apprendo dal web che l'Ucraina sta per abolire il divieto di esportare armi. Quindi tutte quelle che le abbiamo mandato negli ultimi 2 anni rischiano di finire in mano a terroristi, narcotrafficanti, stati canaglia, eccetera. Bell'affare! Ma vai tranquillo, era già così da tempo, fin dal primo giorno, non ci pensare. Sono le 13:40, no, vi ho detto che questo è un ospitone, perché autore, podcaster, biohacker, ci spiega che cos'è, business coach, trainer, docente universitario e dei formatori per la scuola di formazione olimpica CONI. Ragazzi, seguitissimo sui social e non solo sui social. Stefano Santori, ciao!
Ciao, grazie. Mamma mia, che presentazione super. Sono No, diventato rosso anche se non si vede. ma dovevo andare avanti ancora, perché qui il No, curriculum è lunghissimo. Fatto sta che qua c'è un libro che svela il metodo per conquistare salute, energia e longevità. Si chiama, adesso tu lo pronuncerai meglio, Mindset Biohacking. E come minimo subito ci devi spiegare che cos'è questa cosa, perché tutti noi siamo conciati male fisicamente, ma anche psicologicamente, soprattutto dopo il Covid c'è gente che veramente è peggiorata di molto e poi ne vediamo le tragiche conseguenze. Dobbiamo ristabilire veramente un rapporto più sano con noi stessi, ma probabilmente, come vedo che scrivi tu, anche con l'alimentazione, col nostro modo di semplicemente di respirare, di fare un minimo esercizio fisico, di dormire, insomma, un rapporto migliore con la nostra salute. E tutto questo tu lo spieghi in un libro e non solo in un libro. Stefano Santori. Grazie. Allora sì, il libro riguarda ed è incentrato su questa metodologia che è il biohacking, che nasce negli States tanti anni fa, ormai sono quasi 20 anni, e nasce anche grazie al fatto che internet permette la cosiddetta scienza aperta, cioè permette a chiunque oggi di andare a cercarsi una ricerca, uno studio scientifico. Così nascono i biohacker, cioè avendo la possibilità, cosa che non c'era 30 anni fa e ancora prima, di accedere a studi importanti, quindi di avere le prove se qualcosa funziona o no, o quantomeno se vale la pena o meno provare. Quindi questo metodo perché aiuta a stare meglio? Perché intanto, come dicevi giustamente, rimette in buona pace finalmente la parte mente-corpo. Sono troppo separati, sono troppo uniti per separarli. Invece troppe persone separano queste due cose, no? Dicono vabbè, ma la mente lascia stare, però il corpo lo curo dall'altra parte, oppure no, ma non c'entra il corpo, sto giù solo di corda, non c'entra quello che mangio. In realtà c'entra tutto, c'entra quello che mangiamo, come dormiamo, quante ore dormiamo, e addirittura, pensa a questa cosa, che ti dico che quando la racconto sconvolge un po' di persone, lo stesso piatto di pasta, quindi immaginiamo un piatto di, non lo so, un etto di pasta col pomodoro, produce risultati metabolici diversi, e quindi potrebbe produrre risultati negativi o positivi o meno negativi, addirittura in base all'ora in cui lo mangiamo. Quindi è una massa di informazioni che dobbiamo imparare a tradurre in un nuovo stile di vita, di questo parla il libro, per stare meglio, più energici, più in forma corpo-mente, e perché no, a quel punto è anche più facile essere longevi se si sta bene. Questa è la super sintesi. E cavolo, e ci piace perché te l'ho detto, qui da una parte abbiamo la politica, noi siamo un po' tutti malati di politica e quindi ci infervoriamo, eccetera, ma nello stesso tempo ci sono gli acciacchi dovuti all'età, alla sedentarietà, a tante situazioni che poi si vanno a sommare, e provare una via di fuga come quella che tu ci proponi, soprattutto assumendo veramente la responsabilità del nostro benessere. Troppo spesso deleghiamo ad altri, Vero. prendiamo la pastiglietta, la pillolina, eccetera, e speriamo di migliorare, eccetera. E invece forse è una scelta che dobbiamo prendere responsabilmente, e a volte parte tutto proprio dalla lettura di un libro, belli tranquilli, mica andare su internet, eccetera, che poi diventate dipendenti peggio delle sigarette, ma un bel libro la sera prima di andare a letto, o no, Stefano? Assolutamente. Mi piace perché hai centrato davvero il cuore, tra l'altro, del metodo, che parte esattamente dalla presa di coscienza, che noi abbiamo in mano le redini della nostra salute attuale e futura, noi in primis. Poi, per carità, c'è anche un ruolo, ma molto più piccolo di quello che si pensa, dato dalla genetica. In realtà la vera scoperta che deve cambiare la vita delle persone è che esiste l'epigenetica, che significa che non è solo quello che i geni abbiamo dentro che ci esprime o no le malattie, ma in realtà è come noi viviamo. Lo stile di vita può accendere o spegnere un eventuale gene negativo. Quindi, di nuovo, di chi è la responsabilità? È la nostra.
di chi è la responsabilità, se la longevità la avremo o non l'avremo e se invecchieremo bene, perché qui non si tratta solo di invecchiare, qui si tratta di invecchiare bene, perché il tema non è campare di più, o almeno per chi come me fa biohacking è campare di più, ma se possibile bene, continuando magari ad andare in bicicletta fino all'ultimo giorno della vita. Ecco, questo adesso per fare una metafora. Quindi il libro parte proprio da questo, parte proprio da sì, tu siate voi i primi ad assumervi la pienissima responsabilità. E ogni azione che facciamo o non facciamo, ogni cibo buono o non buono che mangiamo è un pezzettino, positivo o negativo, verso questa salute che, ripeto, possiamo coltivare con le conoscenze semplici che io nel libro, tra l'altro, tratto proprio per far capire che non bisogna laurearsi in medicina per stare bene. Ecco, questo è il tema. Avete visto, cari ascoltatori, cerchiamo di diventare un po' più responsabili. È già un primo atto il fatto che stiate ascoltando Sammy Varin, Radio Libertà e Stefano Santori in questo momento al posto che Radio 105 o Radio Dimensione Sua. È già un atto di responsabilità che dice sì, sto più attento a una certa informazione, meno cazzate, si fa per dire perché girano anche qua, e più controinformazione. Bravi, questo è il primo passo. Il secondo certamente è magari andare su Amazon e cercare questo libro. Vi dico come si scrive: Mindset Biohacking con H, Biohacking, CK, il metodo per conquistare salute, energia e longevità. Stefano Santori, naturalmente, che immagino, Stefano, questo libro si trovi senza problemi su internet, ma anche in libreria, ma anche poi nei tanti incontri che tu fai in giro, perché ti si trova, e soprattutto ho visto sei seguitissimo anche sui social, perché fai delle belle chiacchierate in cui molto spesso uno si ritrova. Grazie, sì, in effetti sui social ci sono, ma mi diverto anche e mi piace fare queste, chiamiamole conversazioni, questi monologhi, ma nel senso pillole veramente di informazione e formazione. Questo è il mio scopo sui social, dare magari 3 minuti, 2 minuti, perché no, quella chicca su bevi l'aceto prima di mangiare la pasta e riduci la glicemia, che sono dei trick, dei trucchettini concreti che poi mi rendo conto che sui social sono veramente utili, perché magari uno aveva i 3 minuti in sala d'attesa al dentista, ha buttato l'occhio sul video e dice però vedi, allora in effetti esistono delle cose che si possono fare, anche piccole, senza, come dicevo prima, doverci prendere una laurea in medicina. E quindi nei social trovate anche questo. Poi su Amazon, se scrivete Stefano Santori, escono anche subito i miei libri, quindi anche se non ricordate magari il titolo inglese tra un'ora, però comunque se avete memorizzato il mio nome e cognome mi trovate, insomma. E io vi ringrazio per questo invito in radio. Ma che, hai solleticato la curiosità di molti e sicuramente avrai ancora più follower, e soprattutto qui c'è qualcuno che già mi chiede dove trova il libro, appunto su Amazon. Già quest'oggi lo potete tranquillamente ordinare. Stefano Santori, è stato un piacere. Stefano, restiamo in contatto, perché qui abbiamo bisogno di te. Assolutamente. Grazie. Un abbraccione a tutti, buon biohacking a tutti. Grazie, buon lavoro a te. Stefano Santori, buon biohacking a voi, buon biohacking anche all'Europarlamento, signori, è la notizia del giorno, ancora non è scoppiata, ma sta montando, monta Varin. E allora montiamo anche noi come panna montata al termine del discorso di Orban oggi in Europarlamento, appena tornato da Pontida, ancora le scarpe sporche di fango, ma lui non ha chiesto risarcimenti, per fortuna. Viktor Orbán in plenaria al Parlamento europeo ha finito di parlare. Che succede? Che succede dopo che Orbán ha finito di parlare? Sul cursore e sentite qua.
Il giornalista Pidino ha dovuto andare lì proprio sotto perché era uno sparuto gruppo tipo 10-15 persone che cantavano Bella Ciao, no? E quindi da lontano non sentiva niente. Alla fine ha dovuto andare lì per farlo sentire un attimino di più. Dopo il discorso di Viktor Orban in Europarlamento hanno cantato Bella Ciao e la mezzola ha dovuto chiaramente redarguire questi personaggi dicendo: ma dove cavolo pensate di essere? Siamo mica lo Zecchino d'Oro, no? Cos'è che ha detto? Un'altra roba. Riapriamo le linee, certo, 0292947222. Abbiamo una manciata di minuti buoni prima delle ore 14 e giustamente voglio sentire il vostro parere anche su questo, che se oggi ci dividiamo come notizia, da una parte le rendite catastali dopo il super bonus, avete usufruito il super bonus, non avete pagato niente, anzi ve ne daremo ancora di più, scatta la nuova rendita catastale, ma è normale, non è che l'ha inventata adesso Giorgetti, scatterà un aumento perché la vostra casa vale di più, com'è normale. Quali sono i controlli e le sanzioni? Scrive Repubblica. Gli stessi controlli, le stesse sanzioni, chiaramente, se non iscrivi la tua casa al catasto. E facciamo ciao ai tanti, soprattutto da una certa parte del sud, che non hanno iscritto la propria. Vabbè, Sammy Varin, razzista verso i meridionali, non è vero, ma anche qui al nord c'è gente che mi sono dimenticato, è vero. Viktor Orban all'Europarlamento, gli eurodeputati cantano Bella Ciao, sta montando un po' da tutte le parti. Non siamo all'Eurovision, sembra la casa de Papel, ha criticato la presidente dell'aula Roberta Metsola, ben pensante pure a lei, ma ogni tanto quando succedono queste cose ci ha dato ragione, almeno una volta. Cioè, c'è una telefonata, meglio che così sto zitto. Pronto? Pronto? Ciao Sammy, sono Rosanna da Milano. Ciao Rosanna. Senti un attimo, posso andare fuori dal... Vai fuori. Vado fuori, io volevo parlare della condanna di Salvini perché l'ha messa sul Ghost. Come no, anche a noi, certo. Figurati, perché almeno questo è il mio pensiero, verrà condannato. Per me verrà condannato, altrimenti crea un precedente che qualcun altro potrebbe anche imitare. Quindi per me mi spiace tantissimo, ma verrà condannato. Ciao. Grazie, magari venisse condannato, magari ci fosse qualcun altro che imitasse Matteo Salvini difendendo i confini del nostro paese, dicendo che chi si macchia di gravi reati, la cittadinanza italiana non ce l'ha più, gliela dobbiamo togliere. Magari ci fosse un altro Salvini, ministro dell'interno. Invece quello che abbiamo adesso, insomma, cosa ho detto? Non ho detto niente, ho sentito qualcosa. Grazie a chi ci è venuto a salutare a Pontida, ci fanno ancora adesso WhatsApp entusiastici, e certo, soprattutto per la mia felpa. Mi alzo in piedi, ve la rifaccio vedere, guardate qua, la felpa con il simbolo della famiglia, un papà, una mamma, un figlioletto e una figlioletta. Questa la famiglia naturale, tradizionale, quella che vorremmo ci fosse un po' di più, e invece non si sposa più nessuno, ragazzi miei, e saltano fuori di quelle cose ogni giorno perché famo lo strano, no? Noi ci ribelliamo a questo? No, non ci ribelliamo, speriamo che siano delle mode, però il gender nelle scuole proprio non lo vogliamo, e oltre che nelle scuole anche nell'università. Guarda qua, all'università le teorie queer, seminari con più di 200 iscritti. Nel corso di scienze politiche a Sassari si parla di gender, transfobia e femminicidi. Il docente Zappino dice: ma i ragazzi sono informati e incuriositi da questi argomenti.
Qui ci vuole sasso, più sesso e meno sasso, recitavano i cartelli dei benpensanti di sinistra, chiaramente, quelli che vogliono fare la famiglia anche con un orangotango. E per fortuna c'è sasso e penso che nella giornata di oggi farà irruzione in qualche trasmissione. Stiamo parlando naturalmente del deputato della Lega che da sempre porta avanti queste battaglie. Un'altra segnalazione, certo, anche questa ha fatto arrabbiare un pochettino, soprattutto per chi ha dato una mano. Da Brescia a Gaza, fondi per i palestinesi, ma l'associazione finanziava Hamas. È chiaro che non è una novità. In tutti questi anni ci siamo completamente dimenticati di quello che accadeva in Medio Oriente. Questa è una nostra colpa, ragazzi, anche nostra, di noi giornalisti, e non abbiamo pensato che forse c'erano anche altri problemi, dici, che covava un odio pazzesco in quella zona che poi è sfociato in quello che vediamo. Ma in tutti questi anni ci sono state un fracco di onlus, di associazioni foraggiate da tutti noi e anche da sponsor privati che hanno dato soldi alla Palestina. Associazioni, in molti casi, in questo caso la Onlus ABSPP, organizzatrice del Festival della Solidarietà, è stata messa al bando per il sostegno a gruppi terroristici. Praticamente i soldi dovevano arrivare ai poveri palestinesi, ma andavano ad Hamas. E questo è un pensiero che abbiamo, cioè che gran parte dei soldi che pensiamo vadano per una buona azione vadano per cattive azioni. E proprio per questo che molte volte si pensa che sia meglio darle direttamente in mano a qualcuno di cui ti puoi fidare. Attenzione, a proposito di appuntamenti da non scordare, già vi lancio questo, perché chi ci segue dal Piemonte so che poi ci partecipa a queste cose. Sabato 26 ottobre, quindi non questo ma più avanti, a Giaveno in provincia di Torino arriva la Sangon Fest, molto sentita in quella zona, soprattutto perché quest'anno si parlerà di autonomia regionale. Ore 18:30, sabato 26 ottobre, Giaveno Torino, Bocciofila, Circolo del Pasquè in via Carducci, autonomia regionale con Enrico Bussalino, che si intende di autonomia, è proprio assessore all'autonomia in Regione Piemonte, Riccardo Molinari, segretario regionale della Lega Piemonte e capogruppo alla Camera, e alle 20:30 la cena con gli interventi politici, tra cui quello dell'europarlamentare Isabella Tovaglieri. Se siete in zona vi conviene prenotare, perché questi sono eventi che poi con la cena vanno esauriti. Sabato 26 ottobre, Giaveno, Torino. Informazioni e prenotazioni contattando naturalmente la sezione della Lega a voi più vicina. Ancora WhatsApp, ancora meditazioni al 340 67 09 659, quella che secondo gli ambientalisti dovrebbe essere una rivoluzione, più che un cambiamento somiglia sempre più a un fallimento. Cominceranno la sua Bruxelles a farsi qualche domanda? Ci sarà qualcuno che con un briciolo di senno capirà che urge un colpo di freno alla grande trasformazione ecologista? E questo l'ha detto Maurizio Belpietro certamente ieri. E questo riscaldamento globale con Milano che ha dovuto accendere i caloriferi, e il benpensante Beppe Sala ha dovuto arrendersi dicendo sì, riscaldamento globale, ma qui fa un freddo cane, accendiamo i caloriferi. L'altro giorno ero andato a fare una visita e in alcune zone si vede che proprio non c'è ancora il permesso e sono arrivate le stufette elettriche. Ah, puro verde, assolutamente ambientalismo al 100%, signori miei. Santa polenta. Ancora, certo, anche questa cosa dell'imam di Bologna, ma sono intorno a noi, ragazzi. Sono intorno anche quello che vi fa la pizza. Attenzione, se questi sono dormienti, come Sammy Varin pensa, un giorno che ricevono la telefonatina, al posto di essere voi che gli ordinate la pizza, la telefonatina dice avvelenali tutti. Sammy Varin, sei un po' un portaspiga, peggio della maga Magò, imam di Bologna espulso,
Parla Piantedosi, dava sostegno ad Hamas. Il ministro dell'Interno ha firmato un decreto di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato, giusto così, e ci mancherebbe altro, ragazzi, Però almeno parlava in italiano, è già un successo, dici, rispetto a tutti gli altri imam che non capisci un cazzo di quello che dicono e questi ci vanno giù pesante, molto più di questo imam. Ci fermiamo, ma solo per qualche istante, attenzione, attenzione, sta per arrivare il Qui Parlamento, sta per arrivare la canzone indipendente, ma poi ci colleghiamo con il territorio, andremo in Emilia Romagna, c'è un nuovo candidato per le elezioni regionali, tra pochissimo si vota in Emilia Romagna, che si chiama Lorenzo Garagnani. Restate lì. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Tu mi hai sottovalutato. Nessuno sapeva che io esistevo. Non pensi che sia un po' troppo? Un po' troppo. Joker, Folia 2 al cinema. Officine Ubu presenta la poesia e i colori delle Langhe in un viaggio tra terra e famiglia. In ogni pietra, in ogni albero c'è qualcosa di te che anche quando non ci sarai più parlerà di te. Con Ida Turk, Umberto Orsini e Margherita Bui. Trifole, le radici dimenticate. Dal 17 ottobre al cinema. Io sono un po' matto e tu? Riccardo Ballerini, Marco Bocci, Raul Bova, Dario D'Ambrosi, Stefano Fresi, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Vinicio Marchioni, Stefania Rocca, Claudio Santamaria. Parte dell'incasso andrà a sostegno di Teatro Patologico Onlus. Io sono un po' matto. E tu? 7, 8 e 9 ottobre al cinema. Ciao! Venite a scoprire. Io sono Rose. Ti occorre assistenza? Dai creatori di Dragon Trainer. Devi imparare come funziona su quest'isola. Mamma! Lo proteggerò io. Il robot selvaggio. Vi proteggerò tutti. Dal 10 ottobre al cinema. Ragazzi, c'è una cassa nel camino. 3 semplici regole. Ci sono 2 milioni di sterline. Fai il lavoro, prendi i soldi, ripulisci tutto. E adesso? Li voglio qui, li voglio ora! Chi siete bastardi? Ditta di pulizie. Clean Up Crew, specialisti in lavori sporchi. Dal 17 ottobre solo al cinema. Toc toc. Toc toc. Toc toc. Joker. Joker, Folia 2 al cinema. Qui Parlamento. Negli ultimi 50 anni la quota dell'Eurozona sul PIL mondiale è calata di 11 punti, quella del Giappone di 3 punti, quella degli Stati Uniti di 4 punti. Naturalmente quella della Cina è aumentata di 17 punti. Il resto del mondo è rimasto più o meno dove era. Se andiamo ad analizzare questo dato nella sua granularità, vediamo che nei primi 25 anni di questi 11 punti che l'Eurozona ha perso, se ne sono persi 4. Dal 99 a oggi si sono persi gli altri 7. Quindi, come dire, quello che doveva difenderci, renderci più competitivi, in realtà ci ha reso più fragili. Almeno questo è quello che i numeri ci raccontano. Ma perché ci ha reso più fragili? Beh, bisogna vedere che cosa è successo, per esempio, alla dinamica degli investimenti. La dinamica degli investimenti è molto interessante. Se noi guardiamo quello che è successo fra il 2008 e il 2014, che è l'anno in cui l'Eurozona tornò al volume di PIL pre-crisi, quello del 2008, vediamo che gli investimenti sono calati pressoché ovunque. Nell'Eurozona sono calati di 3 punti percentuali di PIL, dal 23 al 20. E perché sono calati? Perché chi li faceva ha smesso di farli, chi non li faceva prima, cioè la Germania, non li faceva neanche dopo, è rimasta sul suo livello, un 20% del PIL. Ma per esempio la Spagna è passata dal 30% del PIL al 18% del PIL, la Francia dal 22% al 20% del PIL, l'Italia dal 22% del PIL al 17% del PIL. Questo è il contesto che è stato gestito dai governi, in larga parte, perché questa cosa si manifesta dal 2012 in poi, in larga parte dai governi tecnici a trazione PD. È Monti che ha dimezzato gli investimenti e siamo noi che li stiamo riportando su. Quindi in questo modo si è realizzato quello che si voleva ottenere. Che cosa? Un aumento della disoccupazione che serviva a che cosa? A far flettere i salari, e questo serviva a che cosa?
a guadagnare competitività, ad abbassare il livello delle pretese salariali perché fosse possibile vendere all'estero, intercettare la domanda estera. Perché? Perché il PD ha sposato e imposto al Paese e non ha contrastato nelle sedi internazionali il modello di sviluppo mercantilista che è connaturato alla Germania, un paese che ha come vocazione quello di vivere con i soldi altrui, con la domanda altrui, perché quando tu ti orienti su un modello... Qui Parlamento. Cosa farò? Che voto c'è stasera? Io senza te, ma che ci faccio qui? Da quasi un'ora non ti vedo, sai, un'ora già mi manchi, e tu che fai? Mi penso no. Cosa farò per non sentirmi solo? Lavoro un po' coi sogni appesi lì, svegliarsi con un bacio e col caffè e accarezzarti piano perso così negli occhi tuoi. C'è un amore immenso che ci spacca il cuore, profondo come il mare, e tu che non mi basti mai. C'è un amore immenso che ci spacca il cuore, da crederci o morire. Sei l'unica per me. Cosa farò? Ti aspetterò in silenzio, me ne starò ad occhi chiusi qui. Starò aggrappato ad un ti amo e poi, se tu sei il paradiso, ne voglio un po'. Ancora un po'. C'è un amore immenso che ci spacca il cuore, profondo come il mare, e tu che non mi basti mai. C'è un amore immenso che ci spacca il cuore, da crederci o morire. sei l'unica per me. C'è un amore immenso che ci spacca il cuore, profondo come il mare, e tu che non mi basti mai. C'è un amore immenso che ci spacca il cuore, da crederci o morire, da urlare e dire sì. Lo giuro, io lo vivrò con te. Ma che dolcezza, signori, quel vecchio modo di cantare che quasi non esiste più. E invece esiste come? Anche perché questa è una nuovissima canzone di Michele
Lo ricordate? Anni 60-70, se mi vuoi lasciare? Dai! Il grandissimo Michele, per festeggiare gli 80 anni, è uscito con un nuovo album. Chiaramente il genere è questo, il ballo della mattonella o giù di lì. Ma la cosa bella che ha fatto Michele, non soltanto lui, ci sono molti artisti anni 60, 70, 80 che hanno ricantato dei pezzi insieme a giovanissimi di quest'epoca. Nel caso di Michele in compagnia di Nicole Magoli, scritto Magolie, giovanissima interprete e cavolo, è una bella ragazza che trovate su tutti gli store digitali. La canzone si intitola Cosa farò? Michele e Nicole Magoli, complimenti a Michele Maisano e chissà mai che lo avremo ospite prossimamente su queste frequenze. La musica indipendente che Sammy Varin manda ogni mezz'ora ci porta, certo, a un nuovo appuntamento e in questo caso al Focus Emilia Romagna. Va ora in onda Focus Emilia Romagna. Ogni mezz'ora un appuntamento nuovo con Sammy Varin, un nuovo interlocutore, una scusa in più per parlare di attualità locale, regionale, ma anche nazionale, insieme a tutti voi ascoltatori, perché chiunque può entrare in onda anche in questo momento semplicemente formando il numero 0292 94 7222 o se volete messaggiare ci messaggiate al 340 6709 659. Come spesso accade il mercoledì a quest'ora, ci colleghiamo con l'Emilia Romagna e con il consigliere comunale della Lega a San Giovanni in Persiceto, 28.000 abitanti nell'Interland di Bologna, ma prima ancora è stato consigliere a Sala Bolognese, sempre in zona, Lorenzo Garagnani. Ciao Lorenzo! Ciao Semi, buongiorno, grazie per avermi invitato. Ehi là, piacere di trovarti per la prima volta su queste frequenze. Tu sei anche responsabile regionale dipartimenti Lega Emilia, ma soprattutto c'è una notizia. La notizia io non la do, dalla tu al popolo, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Libertà, soprattutto voi che ci seguite dall'Emilia Romagna, ma anche voi che avete magari parenti, amici in quella zona. Vai Lorenzo! Sono ufficialmente candidato alle elezioni dell'Emilia Romagna, alle elezioni regionali per il collegio di Bologna. È una grande emozione, una grande soddisfazione, perché questo lo faccio proprio per il mio territorio, per dare voce ed espressione a quelle categorie ormai dimenticate come allevatori e agricoltori che cerco di difendere ogni giorno e di portare sempre di più la persona al centro, come propone anche la nostra candidata alla presidenza Elena Ugolini, quindi di difendere sempre di più la persona, le sue esigenze e i propri diritti. A qua ti fermo perché chiaramente signori, se avete domande le potete fare anche con un semplice WhatsApp 340 6709 659. Avete sentito, Lorenzo Garagnani si candida per le ormai vicine elezioni in Emilia Romagna, elezioni regionali. Sarà una bella battaglia, bella tosta, perché siamo, ribadisco, in una delle poche, ormai pochissime regioni, 2 in mano ufficialmente ancora con potenza al Partito Democratico, al centro-sinistra, ma una potenza che anno dopo anno è andata scricchiolando anche per le cose brutte e terribili che continuano ad accadere. Stiamo parlando delle alluvioni e nessuno che si prende la responsabilità. Intanto segnate la data 17 e 18 novembre, quindi tra poco più di un mese si vota in Emilia Romagna, ben sapete anche in Umbria, e poi certo il voto della Liguria è importante anche questo, lo ricordiamo tra pochissimo, il 27 e 28 ottobre. Battaglie molto importanti, perché poi non è così, non è vero, eccetera, ma tutto questo può avere anche ripercussioni sull'attuale maggioranza, sui possibili litigi, il PD che dice ecco quindi hanno perso qui, eccetera. Vinceremo da
da tutte le parti, non ci sono storie, ma soprattutto, certo, in una bellissima regione come l'Emilia Romagna, e la gente comincia a guardarsi intorno, perché da sempre, per tradizione, ha votato sempre sinistra. Perché mio padre è di sinistra, mio nonno era di sinistra, e poi però guardi i risultati e guardi i casini che una certa sinistra ha combinato in questi anni, e comincia a avere qualche dubbio. Lorenzo Garagnani, quali sono i dubbi che tu vuoi instillare? Dicevamo, uno dei motivi, forse il principale per cui ti candidi, è veramente il grandissimo amore e impegno che hai avuto in questi anni verso il tuo territorio, la tua zona, ma soprattutto, certo, immagino anche un malcontento. Hai parlato con tanta gente in questi anni e hai capito che forse era arrivato il momento di scendere direttamente in strada ad ascoltare questa gente, e a furia di ascoltarla hai detto: beh, adesso ci vuole che la protesta diventi una proposta. E qual è la tua proposta politica per chi ci sta ascoltando dalla zona di Bologna, ma in generale dall'Emilia Romagna, e vorrebbe davvero cambiare il 17 e 18 novembre, quando si voterà per il nuovo Consiglio regionale emiliano romagnolo? Garagnani. Proprio così, Sammy, la cosa che mi ha spinto di più a candidarmi è l'amore per la mia terra e la difesa di queste categorie che appunto citavo prima, che sono completamente schiacciate dalla burocrazia dell'Europa, a scendere appunto della regione Emilia Romagna. Solo pensare il discorso che facevo ieri con un allevatore e produttore di latte, mi ha comunicato che dai vertici della Comunità Europea stanno preparando una proposta di legge per vietare prima o poi dicono nel breve termine addirittura, il latte liquido, il latte fresco, per arrivare poi alla polverizzazione del latte. Questa secondo me è una cosa completamente assurda, perché va a colpire centinaia e migliaia di famiglie che vivono di questo. Quindi non si può andare avanti così. Io sono a difesa di queste categorie giorno per giorno, vado ad ascoltarli, vado ad incontrarli, partendo dalla produzione fino proprio anche al commerciante finale, che può essere una macelleria, una gastronomia. Quindi penso che uniti sono le rivoluzioni che ci vuole portare anche una certa Europa, dobbiamo ricordarlo. Proprio quest'oggi c'è stata la riunione plenaria, Gnignero hanno cantato Bella Ciao per ricordare che sono loro che comandano in Europa, che c'è un certo pensiero green che poi va ad abbracciare tutte le categorie, tutti quanti, e devono smetterla con un certo modus vivendi e anche mangiandi, e non solo quello, per abbracciare le teorie green che ci portano chiaramente alla dissoluzione, alla disperazione, alla povertà. E per fortuna c'è una Lega, signori, che è nata proprio con questo imprinting, l'amore e la difesa per il proprio territorio. Ci siamo allargati, non soltanto il nord, ma anche il centro, il sud, uniti ma all'interno delle differenze e delle responsabilità, quello che sta portando l'autonomia, che speriamo gli amici pidini ce la facciano almeno provare. Vediamo se hanno accazzato oppure no, cari amici pidini. Invece no, la loro democrazia è quando si vota una cosa democraticamente, no, non va bene perché l'hanno votata loro. Loro poi è tutto da vedere se quelli che hanno votato l'autonomia in queste regioni erano tutti leghisti. Non penso proprio. Quindi Lorenzo Garagnani, c'è proprio un tentativo, ancora una volta poco democratico, di obbligarci a fare determinate cose, perché la famosa frase è: ce lo chiede l'Europa. Poi adesso perché c'è il green, e poi vediamo i casini, i danni che tutto questo provoca, con la scusa che certo c'è il PD che governa l'Emilia Romagna e sta governando bene, la colpa è dello Stato, come ad esempio dal punto di vista meteorologico, ancora zone allagate, ancora zone rovinate, una situazione insopportabile
per qualcuno che non ha lavorato o che è stato ostaggio di una certa parte ambientalista che diceva no, questa cosa non bisogna farla perché poveri animali, perché poveri alberi, eccetera. E adesso questa povera gente si deve ricomprare nuovamente tutti i mobili. A te, Garagnani. Grazie proprio a questa malgestione della sinistra, diciamo dell'amministrazione di sinistra, in particolare in Romagna, non hanno saputo gestire sicuramente la fauna selvatica, in particolare gli animali nocivi che hanno danneggiato gli argini, e quindi si è visto, e non hanno saputo spendere i soldi che sono arrivati dal governo, perché queste sono cose proprio evidenti, quindi di questo devono pagare perché c'è gente che ha pagato sulla propria pelle, sulle proprie case, e sono in grandissima difficoltà. E su questo noi ci batteremo tanto perché queste politiche green non hanno portato a nulla, hanno portato a questa mega catastrofe. E Quindi soprattutto ci sono delle responsabilità all'interno del centro-sinistra e non si può far finta di niente, girarsi sempre verso Roma perché è Roma che non ha dato e no, Roma ha dato, semplicemente i soldi non sono stati spesi. Mi arrivano WhatsApp per ricordare anche un altro argomento proprio di oggi, l'imam di Bologna espulso, quello che dava sostegno ad Hamas. Abbiamo visto anche altri esempi, chi in questi anni ha dato soldi per la Palestina dicendo aiutiamo i palestinesi, e chi non vorrebbe aiutare i palestinesi, poi in questo momento ancora di più, e poi i soldi, a posto che andare a questa povera gente, sono andati ai terroristi di Hamas, così si aiutano i palestinesi. E certo, questo imam di Bologna io l'ho quasi scusato, perché ne abbiamo beccato uno che almeno parla l'italiano, c'è anche un accento quasi almeno bolognese, no? È un miracolo, l'imam espulso parlava italiano, però raccontava che ci odia completamente a noi, agli ebrei, a chi ha altre tendenze sessuali, eccetera. Cioè, questo ci voleva fare fuori, e meno male che ce ne siamo accorti. Per fortuna il ministro Piantedosi, grazie a lui, grazie a questa misura di prevenzione, è riuscito ad espellerlo veramente. Sono molto felice di questa scelta e penso che l'attenzione sui siti sensibili, cioè sui loro luoghi di culto, vada sempre tenuta molto alta, perché noi a volte ce ne dimentichiamo, ma questi crescono come funghi. Io la chiamo un'invasione silenziosa. Io parlo dei fanatisti proprio, degli integralisti islamici, ovviamente. E li abbiamo tra noi, attenzione, perché molti di questi sono dormienti, aspettano solo la telefonatina. Ancora, sì, ci state scrivendo per Pontida, naturalmente. Chi è venuto domenica scorsa al grande raduno della Lega a Pontida, in provincia di Bergamo, è tornato a casa con ancora negli occhi questa moltitudine di persone e questi ospiti fantastici che abbiamo avuto. Chiaro, alcuni ben pensanti di sinistra, i soliti giornalisti al caviale, si sono lamentati perché hanno rovinato le scarpe nel fango, e io infatti ho proposto una raccolta fondi tra i nostri ascoltatori per ricomprare le scarpe a Merlo e altri ben pensanti, anche a Cazzullo, che oggi dice che Pontida sembrava una collezione di mostri di fantoziana memoria. Qual è stata la tua foto di Pontida, Lorenzo Garagnani, tu che l'hai vissuta insieme a tutti noi, una giornata particolarissima dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista umano, perché noi, certo, ci siamo anche noi sui social, cercate Sammy Varin, cercate Lorenzo Garagnani, ma noi vogliamo trovarci, guardarci negli occhi, stringerci la mano dicendo andiamo a bere qualcosa insieme. Sembra di dire un'eresia, ma questo si usa sempre meno, quasi più. Qual è la tua foto di Pontida, Garagnani? Guarda, Semi, io la considero questa Pontida la Pontida delle Pontide, perché è la mia 10ª Pontida e mi sentivo proprio a mio agio anche in mezzo a quel fango, perché questo mega pratone dove ritrovi amici, sostenitori, militanti storici di ogni ordine e grado, perché incontri il consigliere comunale, incontri il parlamentare, il sottosegretario e il capo di Stato. Sentirli parlare con la musica di sottofondo in quel mega pratone è una cosa sempre più emozionante. Mangiare cibi tipici del territorio e delle varie regioni italiane, appunto rappresentati dai vari stand, è una cosa unica.
e io mi sono fatto questa foto davanti al Pratone come faccio ogni anno, perché lì mi sento davvero a casa con il nostro gruppo, con il nostro popolo, il popolo di Pontida. Il segretario Salvini ha fatto un discorso meraviglioso dove dice appunto che attraverso questa manovra finanziaria che si farà i soldi dobbiamo prenderli dai banchieri, non dagli operai. Condivido pienamente. Si è parlato tanto di autonomia, è una cosa che siamo riusciti ad ottenere grazie al ministro Calderoli, e dobbiamo prendere esempio dalle regioni a statuto speciale come il Trentino, come Friuli Venezia Giulia, perché autonomia è sinonimo di responsabilità di un territorio, quindi maggiore qualità dei servizi e maggiore qualità di vita. Quindi io andrei avanti in quella direzione e ringrazio sempre la Lega per organizzare questo magnifico giorno. E come un giorno che poi si ripercuote per settimane, per mesi, nella prossima scelta politica che farete voi, cari ascoltatori, e in questo caso siamo collegati con Bologna, dove Lorenzo Garagnani si candida per il Consiglio regionale, visto che il 17 e 18 novembre in Emilia-Romagna si vota e chiaramente Garagnani si candida per la Lega. Parenti, amici a Bologna, in Emilia-Romagna, e fatevi avanti, ragazzi. Se vuoi bene gli emiliani, vota Lega, scrivi Garagnani. Ma è bellissimo, aspetta che lo scrivo, ma scusa, ma insomma, benissimo, che cavolo, fatto apposta, Lorenzo Garagnani, l'avete scritto sul foglietto, è la prima cosa da fare questa, la seconda è certo cercarti sui social, immagino che tu sia già apparso alla grande su Facebook, su Instagram, giusto? Assolutamente, no, sui social stiamo facendo una bella campagna, poi ovviamente in mezzo alla gente, tra la gente, inviterò anche qualche ospite ovviamente della Lega per organizzare qualche dibattito sul territorio. Mi trovate a San Giovanni in Persiceto, ho aperto un mio temporary, quindi una mia sede dove tutto il giorno trovate alcune persone che mi sostengono, che fanno parte del mio comitato elettorale. Bravo. Insieme la possiamo fare, avanti tutta. Bravo, e soprattutto una bellissima occasione per parlare di Lega, parlare di territorio e ascoltare quelli che sono i problemi del territorio, quella che è un'insoddisfazione dopo troppi anni passati ad attendere, ma sì, andrà meglio, eccetera. È il momento di dire basta, avete capito che bisogna votare da un'altra parte, e chi lo ha fatto in precedenza, guardate in Toscana, quasi tutte le province sono passate al centrodestra, ha soltanto avuto un miglioramento. È il momento di cambiare anche in Emilia-Romagna. Grazie a Lorenzo Garagnani, buon lavoro e buon ascolto dei tuoi cittadini. Grazie a tutti, un abbraccio. Un abbraccio, Lorenzo Garagnani. Sono le 14:27 e anche quest'anno devo mandare un saluto a Nicoletta ed Enrico, storici leghisti della zona di Bergamo, che ogni anno ci fanno un'offerta, un sostegno alla nostra emittente. Grazie. Anche quest'anno è arrivato lo storico raduno sul Sacro Suolo in versione autunnale e speciale. Il processo a Matteo è un mondo al contrario, ma non si molla mai. Il bene trionfa sempre. La verità a pari passo. Brava, tutto vero. Nicoletta ed Enrico, storici leghisti ben conosciuti nella zona di Bergamo, e ringraziando te, Nicoletta ed Enrico, ringraziamo i tantissimi amici che ancora adesso, magari in ritardo, ci danno una mano, un sostegno economico, la nostra emittente che vive grazie al vostro sostegno, lo ricordiamo, siamo barboni, straccioni, pezzenti, ma i soldi della corrente li abbiamo grazie a voi che andate sul sito radiolibertà.net, cliccate sostienici e poi abbonati. Grazie a voi che ci siete venuti a trovare a Pontida, al raduno della Lega, allo stand di Radio Libertà, e avete scelto di aiutarci acquistando uno dei nostri gadget.
tutti finiti, non c'è più un portachiavi in legnetto bruciacchiato con scritto Radio Libertà, persino quelli con l'effigie di Sammy Varin sono andati tutti venduti. Siete pazzi? Che siete pazzi? È chiaro che siete pazzi. Non ci sono più orologi, l'orologio di Radio Libertà che vedete lì inquadrato è l'ultimo esemplare e anche qui in redazione lo guardano famelici perché lo vorrebbero prendere. Io l'ho messo di qua proprio perché non si prende, lo lasciamo qua, ne faremo fare altri, certo. Vi ringrazio veramente per il grande sostegno, il grande affetto a una radio che è sempre stata una radio da combattimento, una radio che spara, che dice le cose che gli altri non vogliono, non possono dire, e per farcele dire ancora queste cose dovete soltanto aiutarci, anche con 5 euro, andando sul sito radiolibertà.net oppure andando in posta, facendo la corsa, quando volete, sono aperti dalla mattina alla sera, alcuni uffici postali, sì, c'è sempre la coda di marocchini più o meno strani, se non picchiano, non violentano, sono nostri fratelli. Fate la coda in posta, prendete uno di quei moduli bianchi, ci scrivete conto corrente postale 37671294, 37671294 e lo intestate a Radio Libertà Milano e ci scrivete la cifra, anche fossero sole 5 euro, per rimanere belli tosti, per fare una controinformazione che non si ferma mai. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Piaciuto come comizietto? Non è male, Lorenzo, sì, potevo fare di meglio. Restate lì, torniamo tra pochissimo e questa volta parleremo di Milano, della Lombardia con Alessandro Verri. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici, buongiorno buon gustai di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Qualche volta ho anch'io bisogno di togliermi qualche sassolino, c'ho bisogno, ne sento la necessità. Parliamo di olio extravergine di oliva, parliamo dell'olio Acerbis, ma non voglio parlare dell'olio Acerbis. Stamattina un pochettino ne parlerò, però voglio dirvi questo. Permettetemelo una volta, ma con il massimo rispetto, da chi mi conosce ormai da 25 anni lo sa. Allora, l'olio italiano oggi ha una quotazione che va dai 13 ai 18-20 euro al litro, secondo poi dall'olio, eccetera, eccetera. Un olio oggi di dubbia provenienza, quindi comunitario, extracomunitario, siamo intorno ai 12-11 euro. Allora, io non voglio farvi i conti in tasca, io devo parlare della qualità, se no parliamo di qualcos'altro, ok? Allora, cosa dura un litro di olio in una famiglia normale? Ve lo dico io di 4 persone, specialmente oggi. Un litro di olio vi dura più o meno quasi un mese. 6 bottiglie sono quasi 5-6 mesi. Adesso l'olio Acerbis viene a 14 euro al litro, estratto a freddo, certificato, le analisi chimiche in mano, tutto. Quello di dubbia provenienza 11, 12, 10. Adesso voi allora sono 6 un mese, 3 euro di differenza. Per questo qua è un calcolo matematico, io sono discalculico e dislessico, però questi calcolini ho imparato a farli sulla carta del pane, come facevano i bottegai una volta. O per 4 euro in un mese o 3,50 euro in un mese, quindi un litro d'olio, tu magari mi vai a scegliere, e rispetto la tua scelta, però dico magari mi vai a scegliere un olio che va però, ma non lo so, e poi magari ci lamentiamo perché nel girare la bottiglia leggiamo che è un olio che viene da paesi comunitari o extracomunitari. Insomma, io vi dico, prenotate l'olio, pare quest'anno ne faremo pochissimo. Sentite, sta già squillando i telefoni. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, estratto a freddo a casa vostra, trasporto non lo pagate, analisi chimiche disponibili per voi, per il dottore, l'amico, il cugino, l'amante, per tutti. 030 68 40 408. L'olio Bu è sempre pagano. Qui
Parlamento. Significa che tu ti orienti a intercettare la domanda, la capacità di spesa, i soldi di persone che vivono in altri paesi, dimenticando un dato fondamentale che alla fine poi si è materializzato, che sta chiedendo il conto e che adesso non può essere più negato, cioè che chi esporta beni fatalmente al termine importerà problemi. Quali problemi? I problemi geopolitici dei clienti che, come dire, si è andato a cercare in giro per il mondo. Perché che cosa ha fatto, diciamo, la leadership europea, la potenza egemone europea? E purtroppo le sta costando anche a noi. Tutto sommato, tutta la gestione, diciamo, del ventennio finora, ormai è un po' più di un ventennio, si è svolta in questo modo. Per un po' di tempo la Germania ha prestato ai paesi periferici cosiddetti i soldi con i quali questi paesi compravano i suoi beni, suoi della Germania. Arrivata la crisi finanziaria, ha raso al suolo con l'austerità questi paesi per rientrare dei propri crediti. Piccolo problema, in questo modo ha segato il ramo sul quale era seduto, perché questo è stato l'equivalente del sostituire la domanda interna di un'area relativamente stabile e coesa come l'Eurozona con la domanda estera di blocchi dal rischio geopolitico abbastanza evidente come la Russia, per esempio. Non parlo della Cina perché quello che la Germania riesca ad esportare in Cina è un mito, la Germania è un importatore netto rispetto alla Cina, e anche gli stessi Stati Uniti presentavano per la Germania un rischio geopolitico. Perché? Perché sono un paese autoritario? No, assolutamente, perché sono un paese che quando si trova in una posizione strutturalmente deficitaria verso un altro paese, dopo un po' si secca perché fa dei... Qui Parlamento.
È roba da ricercare, signori. In questo caso appena uscita, si intitola Lividi, l'ultima canzone di Erika Mariniello, giovanissima, che stiamo seguendo in questi mesi perché sta facendo cose interessantissime, anche belle serate. Erika Mariniello con l'artista Kobi, scritto con la Y. Il pezzo Lividi lo trovate su tutti gli store digitali e anche su YouTube. La musica indipendente ci ha portato alle 14:40, è tempo di Focus Lombardia. Va ora in onda Focus Lombardia. Puro territorio nella trasmissione di Sammy Varin, ogni giorno un collegamento diverso, una buona scusa per parlare di ciò che avviene nelle nostre regioni, ma anche per confutare e per parlare insieme a voi delle notizie locali e nazionali. Basta chiamare 0292947222 o inviare un WhatsApp al 340 6709 659. Ancora negli occhi la Pontida 2024, le polemiche della Pontida, e come? Perché sennò che Pontida è se non ci sono polemiche? A proposito, uno di quelli ricercati come non mai in questi giorni dai giornalisti è stato ed è Alessandro Verri. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Grazie per aver risposto a Radio Libertà. Questa è già una marcia in più. Capogruppo della Lega al Comune di Milano, coordinatore Lega Giovani Lombardia. Con te, Alessandro, certamente scattiamo la fotografia di questa Pontida. Che cos'è stata questa Pontida? Con le polemiche, certamente, che hanno investito anche te, ma anche un po' tutti noi, perché a volte si può esagerare con certi toni, ma poi alla fine la sostanza è quella di un centrodestra che deve essere unito su un programma di governo importantissimo che abbiamo stilato ormai da tempo e che stiamo portando avanti alla grande senza deragliamenti. Alessandro Verri, qual è stata la tua foto di questa Pontida? Cos'è successo? Cosa ti ha colpito? Cosa ha colpito coloro che erano a Pontida? Perché poi c'è un ricordo fortissimo che ognuno di noi si è portato a casa da questo evento veramente importante dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista umano. Verri. Intanto Pontida è sempre un bellissimo momento di confronto, ma soprattutto è stato un grande evento quest'anno anche per tutto il nostro partito, per lanciare un messaggio chiaro, per una visione di Europa molto chiara ed è soprattutto a livello umano, come chiedevi te, per noi il momento più bello forse dell'attività all'interno del partito, perché è il momento in cui ti ritrovi con tutta la comunità della Lega, con tanti amici che da tutta Italia si ritrovano sul pratone, con i quali scambiare due chiacchiere, rivedersi e fare una battuta e condividere la passione per la politica, che è quella che ci unisce un po' a tutti quanti. Quindi a livello umano è sicuramente il momento più bello della vita della militante all'interno dell'anno, e sicuramente quest'anno è stata un po' speciale. Diciamo che l'abbiamo resa ancora un po' più colorata con la manifestazione dei giovani il sabato, insomma, dove forse i toni sono stati un po' alti, un po' accesi. Sicuramente non si doveva esagerare come abbiamo purtroppo fatto, però ecco, in realtà al di là dei metodi, dei mezzi e di come abbiamo portato avanti la nostra iniziativa, che sicuramente insomma non è stata delle più corrette, dall'altra parte però abbiamo voluto ribadire, appunto forse un po' esagerando, ma un concetto che per noi però vale ancora oggi e continuerà a valere sempre all'interno di un programma di centrodestra. Diciamo, ci devono essere delle proposte condivise da tutto il centrodestra, e fa specie sapere che c'è invece qualcuno che invece prova un po' a strizzare l'occhio o avanzare delle proposte senza condividerle con gli alleati di governo, ma che soprattutto non sono in linea col programma
con cui il centrodestra è stato eletto ed è stato votato alle ultime europee. Per noi il regalare cittadinanze è assolutamente una proposta che in questo momento non fa gli interessi degli italiani, non fa gli interessi del nostro paese, ma soprattutto non è una priorità, e quindi evidentemente noi abbiamo voluto ribadire questo concetto. Ci aspettiamo che il centrodestra possa ritornare a lavorare e continuare a lavorare sulle proposte che in questo momento stanno più a cuore ai cittadini, che sono il lavoro, la famiglia, dare una prospettiva di futuro seria e solida per i giovani, cercare di lavorare per abbassare le tasse, il costo del lavoro e per aiutare i lavoratori, per garantire una qualità della vita dignitosa alle nostre famiglie e ai nostri cittadini, e un abbassamento del costo della vita che oggi sta sempre di più aumentando e rende sempre più complicato arrivare a fine mese, e queste devono essere le linee sulle quali si muove un'azione di governo intelligente e di centrodestra. Pensare alle cittadinanze in questo momento io non la vedo come una priorità, anche perché aggiungo che noi siamo il paese che concede più cittadinanze in tutta Europa. Evidentemente non è un problema oggi la legge sulla cittadinanza, non è la revisione sulla legge sulla cittadinanza, anzi forse se questa dovesse essere una priorità, io credo che la priorità dovrebbe essere quella di una modifica della legge sulla cittadinanza in maniera però più restrittiva e non più ampia come invece vorrebbe qualcuno. E questo è stato proprio rilanciato pochi giorni fa dallo stesso Matteo Salvini, dicendo la cittadinanza forse andrebbe tolta a chi si macchia di gravissimi reati e non regalata con questa facilità. Quindi questo è il messaggio importantissimo. Aggiungo che in realtà oggi la cittadinanza viene concessa senza considerare i reati che vengono commessi, cioè di fatto una persona con più di 18 anni potrebbe aver tranquillamente commesso un reato, ma comunque non verrebbe inficiata l'ottenimento della cittadinanza, ecco, perché non si controllano i reati penali che uno commette. Chiaro. C'è da lavorare assolutamente su questo fronte e non invece renderlo più soft, parlando in questo caso della cittadinanza, e quindi certamente un errore nei toni, siamo andati giù un po' tutti troppo pesanti contro Forza Italia, contro Tajani, e chi non ha scherzato almeno una volta dicendo Tajani l'africano? Io l'avrò detto in ogni trasmissione. È giusto, i toni vanno abbassati, soprattutto perché la nostra è una coalizione forte, importantissima, stiamo facendo la rivoluzione, stiamo portando avanti l'autonomia, signori. È chiaro che a volte dispiace quando vediamo qualcuno mettere i puntini sulle i riguardo anche l'autonomia, facendo più la parte di uno di centrosinistra che di uno di centrodestra. È chiaro, siamo un gruppo, dobbiamo lavorare in maniera forte e non dare la sensazione di avere pareri così diversi, che poi assolutamente diversi non sono. Non è finita, certo, un'altra polemica, questa volta più milanese, che c'è Roberto che me la sta suggerendo, il riscaldamento globale e Beppe Sala che ha detto ai milanesi di accendere i caloriferi che inquinano più delle auto. E qui naturalmente torniamo a una delle grandi battaglie che la Lega sta portando avanti, Alessandro Verri, anche capogruppo della Lega al Comune di Milano, sul fronte caloriferi, inquinamento, questo green che viene presentato da una certa sinistra come un qualcosa che dobbiamo assolutamente ossequiare, e poi succedono queste cose, ma anche di peggio ne succede. Alessandro. Sì, ecco, adesso la polemica di questi giorni è proprio sui riscaldamenti che il Comune ha deciso di accendere dal 15 di ottobre. Diciamo che stride un po', no, con quello che sta facendo il Comune negli ultimi anni ha avviato una politica
diciamo proiettata al miglioramento della qualità dell'aria, prendendo però in considerazione soltanto azioni che vanno poi a ricadere sulle tasche dei cittadini milanesi. Dico questo perché vietare l'ingresso all'interno dell'area B delle auto, l'ingresso, aumentare il costo del biglietto, del pedaggio per l'ingresso in area C, chiaramente sono tutte misure che di fatto vanno a gravare soprattutto sulle tasche dei milanesi, senza però migliorare veramente la qualità dell'aria, tant'è che in realtà noi negli ultimi anni, tra l'altro da quando sono state intraprese queste azioni, il dato che noi registriamo è di un peggioramento della qualità dell'aria, non di un miglioramento della qualità dell'aria. Dall'altra parte anche in Consiglio una cosa che sempre chiesto è quella appunto di migliorare, di efficientare i nostri edifici, gli edifici comunali, che sono quelli tendenzialmente con le caldaie più vecchie, ma soprattutto anche negli edifici dell'edilizia popolare, dove anche lì un efficientamento energetico è assolutamente necessario. Oggi Sala ha ribadito anche a notte stampa la sua scelta di accendere i caloriferi soltanto dopo il 15 di ottobre. Insomma, purtroppo i milanesi dovranno aspettare. E quindi signori, cappotto e se non avete messo quello in casa, mettetelo su voi il cappotto che ci sta bene. Signori, Alessandro Verri, capogruppo Lega al Comune di Milano, coordinatore Lega Giovani Lombardia, sono arrivati un fracco di WhatsApp naturalmente di incoraggiamento, siamo con te e lo dico anche qui da queste parti, è chiaro, siamo una bellissima squadra che fa un'informazione politica, chiaro, a volte si sbagliano i toni, si chiede scusa, ma la ciccia, la sostanza è quella e i nostri ascoltatori ben sanno che qui si parla senza peli sulla lingua, giustamente rispettando tutti quanti, ma cerchiamo di non deragliare da un programma importantissimo di governo. Grazie davvero Alessandro Verri, buon lavoro. Grazie mille a voi e buon lavoro, buona giornata. Buona giornata, buona politica, certo, a tutti voi che mangiate pane e politica. A proposito, ancora WhatsApp al 340 6709 59. A proposito dei cappotti e dei pannelli solari, chi ce li ha devono sperare che non tempesti di traverso, se no li devono rifare. Oh, ma questo porta a una sfiga, ragazzi miei. Dai, possibile, non ci credo. Sammy, tra le tante parole prevedibili a Pontida, quella che è mancata è pace nelle guerre attorno a noi, ma io l'ho sentita pace, con piani proposti a Russia e Ucraina e appoggiare la giustizia israeliana, ma silenzio, nessuna parola di proposte, era l'accordo con Orban per non metterci in difficoltà con alleati e vai, ma non penso proprio assolutamente, la pace sicuramente è stata lanciata anche da Pontida e soprattutto ragazzi la dobbiamo lanciare noi ogni giorno, parlando con questi politici, certo, perché alcuni di questi hanno diciamo di guerrafondaio, ecco, la sensazione che vogliono veramente che non si fermi mai questa guerra. Ancora segnalazioni, certamente la questione dell'imam ha fatto capolino un po' da tutte le parti, l'imam di Bologna espulso e poi certo Calderoli che ha dichiarato che entro il 2026 saranno definiti costi e fabbisogni dei LEP, i famosi livelli essenziali di prestazione, fare in modo che le prestazioni siano uguali in tutta Italia. Poi certamente se la regione sceglierà l'autonomia potrà fare ancora meglio, avanti tutta con l'autonomia. Uno dei buoni motivi per cui bisogna fare squadra anche con questo governo, anche se a volte ci sono declinazioni diverse. I detenuti stranieri scontino la pena nelle carceri del proprio paese di origine. Gli esponenti della Lega sono intervenuti sul tema delle carceri in Lombardia, dicendo no a indulti come vorrebbe la sinistra, piuttosto servono nuove strutture, aumento delle guardie, accordi con paesi stranieri per i rimpatri, visto che i detenuti non italiani sono quasi il 50%.
Te capì? È vero, è vero. Ho chiesto a tanti di dirmi dove anche solo una parola nel testo della legge sull'autonomia divida, spacchi e distrugga l'Italia, ma nessuno ha saputo rispondermi. Grandissimo presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, è vero. Non esiste una parola nel testo della legge sull'autonomia che possa dividere, spaccare o distruggere l'Italia. Troppe balle! In Friuli Venezia Giulia siete l'esempio di come si possa migliorare nei servizi. Minimo! E ragazzi, dobbiamo soltanto provare e speriamo che questa sinistra ci permetta almeno di provare l'autonomia in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, nelle regioni che vorranno. In quelle che non vorranno provare l'autonomia, tutto resterà uguale a prima, con il centralismo romano che governa e voi che dovete alzare il telefono ogni volta che c'è un problema, facendo il prefisso 06. Da Sammy Varin è tutto, qua mi fermo, ringraziando ancora una volta Lorenzo in regia, ma ringraziando come al solito tutti voi che ci date sempre un grande apporto. C'è qualcuno che può consigliare al Vaticano nel nome dell'argentino Bergoglio di preoccuparsi delle anime dei fedeli cristiani e anche per le vite delle molte vittime innocenti che nel nome di un Islam ci sono qui personaggi che sbarcano già con intenzioni poco pacifiche. Ah, ok, ho capito, Sammy, doveva venire un nostro parente ungherese a dettare la linea. Vero. Basta, devo andare, è finito, devo andare. Ci sentiamo domani, ore 12:40. Alla prossima. Avete ascoltato Potere al Popolo. In quanti ti